Bella voglio bentornati sul mio canale, siamo qui oggi per fare la reaction a Monza Napoli. Purtroppo per la Champions non possiamo lottare più perché ci sono poche speranze, però noi crediamo nella una qualificazione in Europa, sperando che non sia la Conference ma l'Europa League, perché negli ultimi anni è cresciuta di livello. Vediamo dove ci posizioneremo e oggi è importante vincere, altrimenti non andiamo manco in Europa. Poi ci vediamo con il match, speriamo di vincere. Zerbin controllo, Zerbin cross, dentro colpo di testa. Mamma mia! Djuric! Primo tiro, prima azione che hanno fatto, gol. Vai giù. Stiamo giocando, cioè la prima azione che fanno, hanno fatto gol. Ma come si fa? Che poi voglio dire una cosa, no? Noi abbiamo Osimhen che è bravo nei colpi di testa e le squadre lo sanno e quindi ci difendono bene. Questi hanno l'unico attaccante che sa fare solo il colpo di testa, noi l'abbiamo lasciato da solo a fare il gol. Battuta molto alta, cercare Olivera, palla che rimane lì, Olivera ancora prova a contestare. No, Di Lore! Che si è mangiato. Dai, ci stiamo provando. Adesso andiamo da Luca Marelli, direi, su questa situazione. Ragazzi, ma questo è il rigore su Zerbin. Stanno controllando al VAR. Luca, che dice? È rigore, oh! L'ha detto pure Luca Marelli che è rigore. Lasciato proseguire. Non ce l'hanno dato. Per il calcio di Gorio. Ma Osimhen! Kvara! No! No, no! Queste occasioni non si possono mangiare. Vediamo se è rigore, almeno qua. Ragazzi, è finito il primo tempo. Un Napoli che veramente non sta facendo niente. Non so che dire, ci vuole una svegliata. Il tifo sta contestando, mo è finito il primo tempo, fischi meritatissimi. Vai giù. Non so che dire. Gioco. Fuori gioco, vai giù. Fatto un gran gol, però è fuori gioco. Bellissima! Grande Osimhen, che gol, però si è fatto male. Ma che gol ha fatto? Ha fatto un salto che era quanto il soffitto di casa mia. Vai Kvara. Sì, lui tira. Polità. Mamma mia! È entrato Politano, ha cambiato la partita. Quando ci mettono un po' di voglia, questo succede, vedi? Quando ci mettono un po' di voglia. Tutto fino a mo' sono stati a fare niente. Poi ci hanno messo un po' di voglia perché hanno fatto 45 minuti di contestazione e si sono meritati un rifiuto. Ma che gol ha fatto Polità? Ma che gol ha fatto? Vai Zielu! Osimhen! Kvara! Zieli! Ma oggi solo gol belli! Solo gol belli! Mi sa che questo sarà l'ultimo gol di Zielinski in maglia azzurra. Sì! Quando ci metto un po' di voglia. 3 ottobre contro il Real Madrid, l'ultimo gol di Zielinski. Adesso risponde il Monza, che non ci sta. Colpani doppio passo. Colpani a piede piatto. Vabbè, ah. Pensavo già di aver vinto. Che gol ha fatto Colpani. Si è accesa la partita. Dai, vai giù. Dobbiamo continuare come stiamo facendo.
Osimhen! No, Osimhen! Potevamo vedere un altro gol subito. Mannaggia. Adesso ne parliamo, intanto Osimhen. Di Lore! Caparata! Raspadori! 4-2. Ma i cambi di Calzuna hanno sportato la partita. È entrato Politano, abbiamo fatto 3 gol. È entrato Raspadori, abbiamo fatto un altro. Osimhen! Ma lo sembrava pure questo, Mamma mia. Si è rialzato Di Lorenzo che adesso pian piano prende posto verso l'area di rigore su quest'ultima palla, perché già si sono scaduti i 4 di recupero, farà battere l'angolo Doveri e poi fischierà la fine. Dai che è finita, già. Angolo battuto su Djuric, ancora provare Ecco. a prenderla, è lui che effettivamente la tocca, partita. Ragazzi, per come si era messa, io pensavo che avessimo perso un'altra volta. E invece, dopo il primo tempo ci siamo svegliati, mi è piaciuto il Napoli del secondo tempo. E potevamo forse fare il 52 se proprio dobbiamo trovare un difetto, però va bene così, dobbiamo continuare così e speriamo che riusciamo a qualificarci in qualche coppa. Noi ci vediamo nel prossimo video, bella ragazzi.